L'11 de febraro, all'Hotel Viest de Vicenza, si sta presentando per la prima volta al pubblico il nuovo movimento Veneti, che il ponta all'indipendenza per vie democratiche, legali e de pase, drio quel che dice il statuto e come che ha messo in chiaro il presidente Patrick Riondato. Dopo i saluti e l'introduzione agli auguri, si sta presentando il simbolo e il programma del movimento, e si sta parlando dell'insicurezza economica e morale che ancora adesso porta un sacco di tusi veneti, anche laureai, a lavorare fuori dalla sotterra. E il secondo intervento è il gattacacco a campagna sull'innamoramento per la cultura veneta, campagna nella tecnologia batte un cuore veneto, riferì all'inventore del microprocessor, e il GAP presenta poi la vitalità dell'associazionismo culturale del territorio, ricordando che un sacco di artisti e scienziati classificati come italiani gli veniva fuori in realtà dalla ricchezza culturale della Venetia. La relazione storica invece la definì l'area della Venetia, cioè l'insieme delle terre che pur catandosi adesso Rento Regione e paesi differenti, le aveva fatto parte, fino al 1797, della Repubblica Serenissima. L'intervento sull'economia e l'ecologia poi è da un quadro chiaro della forza produttiva della Venetia, avvertendo però che per darghe dal bon un futuro alle generazioni che viene, conviene pensare a un vero sviluppo anche ambientale e non solo industriale. In ultima, si sta a presentare strumenti legali proposti da Veneti, che non è un partito politico, ma è un movimento indipendentista non violento per arrivare direttamente all'indipendenza con modi legali e de pase, drio il riconoscimento del popolo veneto, legge 340-1971, e il principio di autodeterminazione dei popoli, e a nuova eie sulla legalità delle attività indipendentiste non violente. A conferenza a Sega sarà presentando il manifesto del movimento e con le domande del pubblico, coinvolto dalla nuova campagna di adesione porta avanti su internet con tecniche multimediali e moderne.